un'opera importantissima, cambierà il volto di Ancona, ma anche un'opera strategica per tutta la nazione, perché velocizziamo e rendiamo più sicura la linea adriatica, ma il fatto di rendere più sicura la linea adriatica, di potenziare il porto, di creare un nuovo parco lineare, di potenziare le connessioni stradali, fa parte di un progetto di sviluppo più complessivo che abbiamo insieme alla città, di rendere la città sempre più protagonista della creazione di nuovi posti di lavoro, di nuova occupazione. Questo diciamo, è un bel sogno che si realizza in pochissimo tempo, 40 milioni di investimento, quindi molto importante. Parlavo di strategicità di questa regione, di questa città, e vorrei ricordare, ma solamente così, che abbiamo messo fin dal 2014 all'attenzione il potenziamento e la realizzazione definitiva della quadrilatero, quindi la Perugia-Ancona, la Foligno-Civitanova, 2 miliardi di investimento in gran parte realizzati. Abbiamo messo più energia e adesso finalmente i lavori vanno con più continuità sulla Grosseto-Fano e abbiamo anche, non dimentichiamo, fatto quasi 300 km di terze corsie autostradali. Sono tutte opere che sono fatte con la programmazione statale e avete visto che da Rimini Nord a Porto Sant'Elpidio ormai insomma, la terza corsia è una realtà ovunque, quindi abbiamo molto potenziato le connessioni e questa è la premessa per avere uno sviluppo forte e la creazione di posti di lavoro, che è la cosa a cui teniamo di più. È chiaro che il porto che cresce ha bisogno di connessioni sempre migliori. Un'altra cosa che è diventata realtà, che ancora non abbiamo citato, ma che è realtà, sono i 236 milioni del raddoppio, dell'ampliamento a 4 corsie della Falconara Torrette, quindi della statale 16. Quindi queste sono già realtà. Il progetto è già in fase esecutiva, quindi parliamo davvero di poche settimane per poter mandare a gara questo nuovo progetto. Sono altri 230 milioni di investimenti e di fluidificazione del traffico sicuramente. Poi stiamo continuando a lavorare per trovare le soluzioni migliori insieme al Comune per appunto avere un raccordo rapido dell'uscita dal porto, questo è il tema.